C'è una stufetta, l'elettricità c'era già perché la sede era già stata organizzata, quindi abbiamo luce, un po' di caldo e tutto qua. Da 3 giorni rifiutano il cibo. La sede di Indipendenza Veneta di Via Manin nel centro di Treviso è la roccaforte che ospita la loro protesta pacifica, da dove escono solamente per fare la doccia. 2 letti di fortuna, un PC e della musica per passare il tempo. Questa è la cornice in cui si muovono Anna Durigon, 24 anni, studentessa, e Maurizio Giomo, 47, ingegnere. Hanno deciso di intraprendere lo sciopero della fame ad oltranza in attesa di una mossa da parte del Consiglio regionale, dopo l'approvazione lo scorso novembre della risoluzione attraverso la quale il presidente della giunta Luca Zaia si impegnava a garantire l'indizione referendaria per l'indipendenza della nostra regione. Questo è stato un gesto appunto dettato dal loro dormire e abbiamo deciso di fare qualcosa per smuovere le acque. Fino a quando siete determinati ad andare avanti con questo tipo di iniziativa, tu e Maurizio? Fino a quando non otterremo una risposta e nel caso questa non arrivi finché il fisico ce ne darà la possibilità e non verremo portati via e alimentati poi di forza. Anna e Maurizio in queste ore stanno raccogliendo il sostegno dei militanti attraverso internet, ma anche le visite e gli abbracci direttamente nella sede di Via Manin. Siamo qui, si sa benissimo, abbiamo dichiarato benissimo cosa vogliamo, vale a dire una risposta concreta a un impegno che si sono presi urgentemente di portare a termine e non l'hanno fatto. Noi siamo qui e speriamo che arrivino presto o che dimostrino abbastanza velocemente con dei fatti che sono persone serie. Lunedì entrambi verranno sottoposti ad accertamenti clinici. Ieri Anna ha accusato un malessere passeggero, ma entrambi trovano la forza di proseguire nelle idee e nella solidarietà dei militanti. Qualcuno ha addirittura deciso di seguire il loro esempio osservando il digiuno. Oggi nella sede di Indipendenza Veneta c'era anche la candidata sindaco Alessia Bellon. Negli ultimi mesi Treviso ha visto uno dietro l'altro dei suicidi di imprenditori sul nostro territorio e quindi forza Anna, forza Maurizio, fate sentire che le persone, che i veneti hanno il coraggio e la determinazione di uscire da questa situazione.